Sì, l'ennesima emergenza stanotte, l'ennesima emergenza per 150 mm d'acqua. Ancora una notte di veglia a Loreggia, a misurare ormai perfino a occhio le acque del Muson dei Sassi, mentre il Bacchiglione in alcuni punti saliva di 2 metri, prima di cominciare a ridiscendere nel pomeriggio grazie all'indebolirsi delle piogge, il Muson a sua volta è cresciuto di 2 metri e 60 centimetri, una piena eccezionale di poco sotto a quella dello scorso anno nei giorni dell'alluvione. Tenete presente però che questa volta i campi drenavano perché è un periodo di siccità. I prossimi giorni cosa succederà se continua a piovere, quando i campi non potranno più ricevere l'acqua? Possiamo vivere ancora con questa angoscia? La stessa angoscia che hanno vissuto gli abitanti è il rischio di Teolo, dove le frane e gli smottamenti dello scorso anno vengono messi a rischio di ripetizione da ogni pioggia abbondante, ma il costante contatto con la protezione civile ha via via allentato i timori. Il fragile territorio a rischio idrogeologico è rimasto intatto. Tornando in pianura, le amministrazioni chiedono interventi ancora mai realizzati. E non basta intervenire con gli argini, bisogna aprire quelle famose vasche di laminazione che da 10 anni stiamo chiedendo e che ancora ad oggi non hanno ancora trovato, almeno nella prima vasca di Loria, una applicazione. E non si tratta solo del territorio di Loreggia, ma di tutta l'Alta Padovana. Parte del mio comune è stata sistemata, ma ho altri 10 km di argine da sistemare e ce ne sono 26 chilometri degli altri comuni che devono trovare una risposta immediata.